Salut a tutti e Campacui non TRCFM settimana no e musceltu ozu e musceltu agumuna di Zerman usta settimana una brivada pa e mandas contra o jantro di Ubaese o mer di agumuna di Jean Duigi. RCFM e Campacui. Zerman è un paese in mezza montagna, no centro Corsica, che è preso da 750-800 metri di altitudine. È un paese dove ferma all'andata una sessantina di persone. E sicuro che d'inverno si vede poca gente, ma di stadina c'è parecchie animazioni e tutto quello, la gente si impegna a fare parecchi affari. Dopo è un paese a cultura, soprattutto dove è nata a Manella. E ai tempi c'era lo studore che a scuola era qui, dunque lo studore Jacques Logiano ha creato a Manella qui in Sermano. Non è nato in un canto popolo corso, come poi Roberto Verfucci e Gian Paolo Boretti e tutto quello. Allora, il paese di violino, c'erano giocatori di violino e dunque si cantava e si ballava sempre. E voilà, dunque è stato un paese di un riacquisto, l'annata 73, e voilà. Dopo ci ferma un pastore che si era un'epoca di capre, di galline, vendono loro, facciano formaggi, facciano un miele, facciano verina castagnina, dunque sempre giovani che sono... Mi piace il paese, sta in un paese, è un affare importante. Allora, noi, il Consiglio Municipale, progetti non è assai. E apre un piccolo luogo di riscontro, che la gente si possano ritrovare per bere un corpo, fare una ucciata o forse anche una partita di carte. Dopo abbiamo organizzato un trail, forse in fine d'annata, in fine stadina. Una fiera artigianale, come tema sarà Fiera Uganto, che il buon Roberto Guelfucci li teneva a cuore, dunque è ma valla. Siamo trecci di provare a comprare un terreno per poi costruire qualche alloggiamento. Il problema è trovare i soldi. Per i piccoli comuni non abbiamo mica troppo mezzi, dunque. E ci battiamo in U perché lì viano la strada, siamo vicini accorti, dunque dove è una strada appena più bella. Cerchiamo di mettere in valore la montagna, sono c'è il parco regionale che mi aiuta assai, siamo c'è un anziano ghiaccio che colla un lago di Levina che si trova vicino alla Cappella di Sant'Alesio. Dunque cerchiamo di aprire su ghiaccio perché entro degli ogni non sermano. Siamo trasferiti a lavorare di nuovo con il Consiglio Municipale per fare a casa, come si dice, di memoria e di noi che li possano giocare appena in musica, che li possano imparare a cantare. Qualcuno ha un luogo che si chiama Fontana, a casa di agricoltura e di memoria. Per quel fucile chiameremo sia la famiglia da consento. E voilà, appena siamo tutto, voilà. Cercheremo a fare per un meglio, non è mica così facile. De semere, si sa che di tutti i giorni c'è a battersi, ma boh, c'è mai ogni piano piano. Et demain, c'est un infirmier libéral que nous retrouverons. Il travaille dans le rural. C'est François-Xavier Santogne, originaire de Sermano, qui sera avec nous et qui nous parlera de son métier, de son activité dans le rural. À demain donc pour notre deuxième étape des Campacui à Sermano. RCFM e Campacui.